La squadra agrigentina, ipotizzata dal sindaco della città dei Templi per dare un seguito all'Acragas, intravede la possibilità di entrare nei ranghi della FIGC attraverso il campionato di promozione. Nel girone A, infatti, si è reso disponibile in extremis un posto dopo il forfait dell'Atletico Ribera. Lo ha fatto sapere la Lega Nazionale Dilettanti della Fondazione Italiana Gioco Calcio. Prendendone atto, il direttivo del Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha dato tempo ai promotori di depositare le pratiche relative alla costituzione e l'affidazione del nuovo sodalizio entro le ore 12 di martedì prossimo. In caso contrario è stato disposto che il girone si svolga con 15 squadre ai nastri. L'ammissione nel campionato di promozione del costituendo Sodalizia Agrigentina è stata concessa perché non lede diritti altrui, perché tutte le domande di ripescaggio erano state esaudite, perché riaperti i termini per eventuali aspiranti ripescate nelle zone di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani, nessuna istanza è stata presentata. Peraltro è stato ribadito che il presidente regionale Lopresti si è avvalso di un preciso articolo delle carte federali, oltre ad aver informato preventivamente della decisione la Lega Nazionale Dilettanti. Per quanto riguarda la Coppa Italia della promozione è stato deciso che il Salemi, chiamato al primo spareggio con l'Atletico Ribera, è direttamente ammesso alla seconda fase del torneo.